La mia bambina mi ha chiamato, guarda papà, ti hai sentito un forte boato e tremava tutta la palazzina. E noi abbiamo una casa con quante vetrate, quindi abbiamo sentito proprio la botta proprio, e alla seconda scossa siamo scesi giù in giardino perché abbiamo detto stiamo qui tranquilli finché non è passato un po' e poi siamo risaliti in casa. 20 scosse in 48 ore, la zona tra Valdobbiadene e Miane ha tremato più volte. Ieri epicentro a Miane. Gli abitanti della vallata del quartiere del Piave si sono ritrovati nelle piazze fuori casa. Questi eventi così frequenti, perché un sisma ogni 5 anni insomma, è una frequenza molto elevata, servono anche e soprattutto a ricordare a tutti che siamo in una zona ad elevata sismicità e quindi bisogna fare tutto quello che serve per mettere in sicurezza la popolazione. Maggiormente sentite quelle avvenute nella notte quando tutti erano a letto. Ero a letto, è stato proprio come un boato forte e avevo un appendino appeso e ha cominciato a oscillare quello e anche proprio una forte vibrazione, no? Ho preso tanto spavento. Colpi forti anche quel di ieri l'altro a notte pedo ancora. Il secondo colpo, sì. Il consigliere regionale Tommaso Razzolini al momento del terremoto era in municipio, a Valdobbiadene. L'ho sentito sia ieri che ero proprio in municipio col sindaco in sede aggiunta, avevamo appena iniziato a parlare e abbiamo sentito prima la botta e poi subito dopo la scossa di terremoto siamo scesi in piazza col discorso che in piazza stanno facendo i lavori, qualcuno pensava che fosse qualche mezzo, in realtà era proprio una scossa di terremoto. La prima volta che sento tante scosse in poche ore, ci dice. Da quello che ricordo io è la prima volta, non ricordo scosse così forti e così vicine nella mia vita, ecco, da quando sono nato non me le ricordo. Nel 2019 è stato anche scritto un vademecum. Dà indicazioni delle aree di attesa da raggiungere in caso di calamità sul territorio comunale. In particolare una parte che trovo molto importante e innovativa di questo libretto sono le procedure di emergenza da adottare con persone con disabilità di vario genere.